È davvero un piacere essere qua ad aprire la 6ª edizione di questa fortunata iniziativa che si chiama TAIUS, un'iniziativa del Dipartimento di Scienze Giuridiche realizzata grazie al piano strategico del Dipartimento, un'iniziativa che ha questa ambizione di divulgare le nostre attività, in particolare le attività di didattica e di ricerca scientifica, in modo conviviale, quindi condividendo e cercando un legame con il territorio. Da qui questo nome TAIUS, che vuole mettere assieme un elemento importante del nostro territorio, il TAI, del territorio friulano, il TAI e l'IUS, il diritto, le tradizioni del diritto, perché non dobbiamo dimenticare che la patria del Friuli è terra di grandi giuristi. Voglio qui ricordare solo Francesco Carnelutti, uno dei padri del diritto, di tutto il diritto, e anticipo che stiamo cercando di fare un'iniziativa per dedicare qualcosa di importante nell'Ateneo friulano. Dicevo, un'iniziativa di cui siamo orgogliosi, un'iniziativa che sta avendo successo e che ci dà molta soddisfazione. Stasera avremo il piacere di avere un trio, nel senso che abbiamo come ospite principale il professor Lorenzo Gaetta, professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università di Siena, è stato anche preside della facoltà di giurisprudenza, quindi ha una capacità di gestione notevole. Il professor Gaetta dialogherà assieme a un amico ritrovato, cioè al professor Vittorio Giorgi, che si è tirato da parte, che è collega del Dipartimento di Scienze Giuridiche, professore ordinario di diritto commerciale, e si sono ritrovati perché appunto hanno passato l'infanzia assieme. Probabilmente in questo nostro aperitivo con giurista ci racconteranno qualche episodio della loro amicizia. A farli dialogare sarà la professoressa Anna Zilli, che è ricercatrice di diritto del lavoro presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Ateneo friulano, e che, diciamo, riconosciamoglielo, ha avuto la felice intuizione di inventare il nome di questa iniziativa, quindi dobbiamo alla sua creatività questo connubio tra il diritto e il vino. Non mi dilungo nuovamente nei ringraziamenti, sono onorata di essere qui. Ringrazio però il Comune di Udine che ci ha concesso questa bellissima corte, e in particolare l'assessore Venanzi, che si è speso moltissimo, e un ringraziamento anche a ELSA, Associazione degli studenti laureati in giurisprudenza, che è qui studenti laureandi in giurisprudenza, che sono qui a farci compagnia ed aiutarci nelle nostre attività. Questa iniziativa si colloca nel piano strategico di Dipartimento ed è una delle iniziative con cui cerchiamo di aprirci alla collettività, e penso che questo sia il posto migliore per farlo. E iniziamo allora questo appuntamento, entriamo nel vivo. L'occasione per incontrarci sui temi del diritto e del lavoro ci viene da un libro, Impresa e Forced Labor, strumenti di contrasto, un'iniziativa editoriale a cui ha partecipato il professor Giorgi dell'Università di Udine. Il tema che fa da filo conduttore al libro è il tema della concorrenza anche sleale di certi imprenditori che attraverso il lavoro o il cattivo lavoro, adesso lo vedremo, pongono in essere appunto iniziative che ledono la concorrenza di chi invece lavora nelle regole, di chi fa quel buon lavoro etico che fa lavorare le persone in sicurezza. Il diritto del lavoro oggi è sottoposto a una serie di importanti nuove sollecitazioni. Per chi la vede dal lato del pessimismo, la cosiddetta industria 4.0, e quindi del lavoro che verrà molto robotizzato, molto informatizzato, molto nuovo, è l'industria dei robot che rubano i pochi posti di lavoro che ci sono. Spostandoci nelle vigne, è l'industria ipermeccanizzata che impedisce alle persone di recarsi quotidianamente al lavoro e lavorare in quel settore. Ancora, per vederla dal lato del pessimismo,
c'è Uber che ruba il posto di lavoro ai tassisti. E per vederla ancora più pessimista c'è Airbnb che ruba i posti letto agli albergatori. E in tutto questo rubare, in tutto questo pessimismo, in realtà si può guardare l'altro lato della medaglia, e quindi un lato ottimistico. E penso all'idea del fatto che i consumatori oggi non sono mai stati più contenti di così, quelli che possono consumare, perché dal divano di casa si può fare tutto. Si può comprare tutto, si può programmare tutto, progettare tutto, interagire con tutti. Allora inizio con l'interagire con i nostri ospiti e vorrei provare a sentire dal professor Gaeta che senso ha parlare di lavoro oggi, di lavoro a distanza, quando dal divano di casa possiamo fare tutto senza muoverci da lì. Prima di rispondere alla domanda, grazie per avermi invitato a questa vera e propria reunion, naturalmente, con il mio amico Vittorio Giorgi. Noi appunto veniamo entrambi, come noterete dall'accento, che per voi è meridionale, per noi è salernitano. Veniamo tutti e due da Salerno, da non confondere col dialetto napoletano, naturalmente, dal quale è più o meno uguale, diciamolo quant'è, ecco. Ma insomma, quindi non ci vedevamo davvero da tantissimo tempo. Una volta sarebbe stato merito di Raffaella Carrà metterci insieme. Oggi ci ha provato Anna Zilli, naturalmente, con esiti, ecco, con esiti ugualmente felici. Sono davvero contento e non lo dico, cioè sono anche un po' emozionato nel parlare con un amico col quale veramente abbiamo fatto tante cose, non tutte lecite, ma ci tengo a dire che quelle illecite che abbiamo fatto sono cadute in prescrizione, quindi ne potrei anche parlare diffusamente, ma è meglio tacere, ecco, perché una ce l'ho in mente particolarmente, ma lasciamo perdere. Allora, risposta. La risposta meriterebbe, la domanda meriterebbe una risposta abbastanza lunga, complessa, cerco un po' di sintetizzare. Tu dici che l'industria è robotizzata, qui siamo al nord, probabilmente sarà così, non lo so. Io non penso che innanzitutto che tutta l'industria, che tutti i settori siano in preda al dominio delle macchine, quindi è una cosa da guardare sempre con molta attenzione, quindi non lo so, vaglielo a dire a chi raccoglie i pomodori, al senegalese che raccoglie i pomodori nelle campagne del Casertano, questo viene un po' più difficile, ecco. Non lo so se anche nelle vigne ci sia questo lavoro. Io vedo i miei amici, ho un collega di facoltà che oltre a insegnare diritto penale produce dell'ottimo Brunello di Montalcino e mi sa che lui è abbastanza poco robotizzato, lavorano in maniera ancora vecchio stampo. Il discorso del rubare i posti di lavoro mi ricorda tanto, io ho un pallino, lo dico a chi non mi conosce, quello della storia giuridica e facendo storia giuridica mi ricorda tanto quello che si diceva subito dopo la rivoluzione industriale, cioè le macchine a cui non eri presente. A cui per poco non ero presente, l'ho mancata di poco la rivoluzione industriale, devo dire, ma che si diceva? Le macchine toglieranno il lavoro agli uomini. C'era addirittura chi le andava a rompere, i luddisti che andavano a rompere le macchine perché in questo modo pensavano che l'uomo ritornasse al centro dei processi produttivi. Evidentemente non è stato così. Il lavoro, ma qui in generale, io trovo
forse lo riprenderò sicuramente in seguito. Non so quello che preferisci, se fare molti interventi brevi oppure, ecco, appunto, quindi magari mi muovo su questa linea. Trovo che molto del lavoro, anche del lavoro tecnologizzato, sia un lavoro precario e alla fine, spesso, non dico sempre naturalmente, poco dignitoso. Il lavoro ha avuto una parabola molto significativa. La cosa che racconto ai miei studenti alla prima ora del primo giorno di lezione è la seguente. Ma sapete che si è cominciato a parlare di lavoro dall'inizio? Ma dall'inizio, dice, invece di aprire il vostro libro di testo, perché non aprite la Genesi e vi leggete il versetto, mi sembra 14. Siamo nel paradiso terrestre, lì si svolge questa storia. C'è Adamo che ha appena mangiato, su istigazione della moglie, va detto, il frutto proibito. Moglie o convivente non sappiamo. Penso che mancasse il celebrante a quel punto, insomma, effettivamente era una convivenza more uxorio probabilmente, ma ha appena commesso il reato più grave che si possa commettere al mondo, ha fatto il peccato originale. Qual è la sanzione per il peccato originale? A che cosa lo condanna Dio? Lo condanna a lavorare. Cioè guadagnerai il pane col sudore della tua fronte, sta scritto. Quindi il lavoro nasce come pena, nasce come patimento, come diciamo una cosa che viene inflitta a uno che ha sbagliato alla stragrande. E poi ai miei studenti racconto un'altra storia, dico, voi sicuramente venite da un buon liceo, vi hanno raccontato la storiella di quell'eroe greco che vinse una guerra un po' imbrogliando, per la verità, e poi vagò per 10 anni tra una ragazzina e l'altra pur di non andare dalla moglie che lo aspettava. Dico, questo mi pare si chiamasse Ulisse, a un certo punto va nell'Ade, va nell'oltretomba, incontra Achille che è morto, ahimè. Achille è arrabbiato perché è morto e Ulisse tenta di consolarlo, gli dice, ma tu in fondo qui sei il re dei morti. Che gli risponde Achille? Dice, ti ringrazio mio buon Ulisse che cerchi di tenermi un po' su, però io piuttosto che essere il re dei morti preferirei essere un lavoratore. Cioè è veramente la cosa più terribile che ci possa essere, il lavoratore. E allora, questo è il lavoro. Dico, da questo, cari ragazzi, siamo arrivati all'articolo 1 della Costituzione che dice la Repubblica è fondata sul lavoro, cioè il lavoro è diventato un valore fondante, il valore sul quale si fonda la nostra Repubblica, si fonda il nostro Stato. Ecco, a me pare che il lavoro attuale, con questo rispondo anche brevemente, ma salvo poi riprenderlo naturalmente, abbia perso un po' il senso del valore, abbia perso il senso della dignità. Stia diventando una cosa spesso, non dico sempre evidentemente, poco dignitosa, in una parola precaria naturalmente. Quindi c'è tutta una corsa alla flessibilizzazione del lavoro, che è il termine bello, il termine edulcorato per non dire lavoro precario. E te citavi il lavoro a distanza che è il lavoro tecnologico. Io ricordo di avere scritto un contributo sul telelavoro nel 1984, quando era roba da fantascienza evidentemente il parlare di telelavoro, era una cosa, cioè, me lo inventai assolutamente, cercando di capire se quel lavoro che si svolgeva fuori dall'azienda con l'ausilio di strumenti elettronici fosse o meno inquadrabile nelle categorie con le quali ragionano i giuslavoristi, cioè quelle del lavoro subordinato, l'articolo 2094
del codice civile, disse delle cose, insomma, che un po' sì, un po' no, perché non lo sapevo manco io, naturalmente, ma non lo sapeva nessuno, perché non c'era neanche un telelavoratore in Italia nel 1984, ovviamente, insomma, era un po' veramente, cioè 2001 Odissea nello spazio era il futuro, allora è un futuro abbastanza lontano, evidentemente. Ora che parliamo di smart working, non lo so se abbiamo fatto tanti passi in avanti. Io ho litigato spessissimo a proposito di telelavoro. Lì, essendo uno dei pochi che lo aveva studiato, vissi un momento di grande rilievo mediatico negli anni 90, quando facevo coppia con un sociologo del lavoro molto famoso. Lui sì che andava in televisione, andava da Maurizio Costanzo, eccetera, con Mimmo De Masi, il quale De Masi tesseva l'apologia del lavoro a casa. È il futuro, non inquineremo più le città, perché non ci saranno più, non dovremo andare più con le macchine a lavorare, eccetera. Lavoreremo con i ritmi che ci scegliamo, lavoreremo con maggiore tranquillità, con maggiore serenità, le magnifiche sorti e progressive del telelavoro. Io cercavo un po' di non di arrivare all'argomento che un mio birichino collega di Firenze agitò dicendo che incrementando il telelavoro purtroppo si riduce la possibilità di relazioni extraconiugali, ma questo l'ha detto è un mio collega molto birichino di Firenze. Adesso aumentano le relazioni virtuali, però. Sì, vabbè, ma vuoi mettere? Insomma. E dicevo che il telelavoro può essere l'ennesimo, non vorrei essere un vetero marxista, ma insomma, l'ennesimo sfruttamento dell'imprenditore, del capitale, si diceva una volta. Io ho avuto il vizio, purtroppo, a qualcuno dico ho fatto il 68, io nel 68 avevo 14 anni. Però nel 68 io cominciai ad andare al liceo e nel mio liceo c'era una persona che poi diventava molto famosa, un certo Michele Santoro, che era salernitano come noi naturalmente, il leader massimo del nostro liceo, che quindi ci conduceva tutti quanti alla lotta e alla vittoria del proletariato. Abbiamo visto come è andata a finire naturalmente. Va bene, quindi anche qui sul lavoro a distanza, sulla flessibilità, io dico sempre una e una sola cosa, ma che il cambiamento sia in qualche modo voluto, desiderato dal lavoratore, non che sia imposto, che sia solo una strategia aziendale. Cioè, rendiamoci conto di questo, che i cambiamenti devono essere condivisi nel momento in cui vogliamo effettivamente che questo lavoro sia un lavoro, ritorno al termine che usavo prima, dignitoso, non che siano semplicemente degli usi, veramente l'attuazione di una strategia aziendale, flessibilizzazione, lavoro a distanza, telelavoro, eccetera, eccetera, ma magari ci ritorniamo poi su questo, non voglio monopolizzare. Giusto per aggiornarci, il sociologo De Masi adesso propone di lavorare gratis. Quindi l'evoluzione del lavorare da lontano, la soluzione per avere più posti di lavoro pagati, secondo il sociologo De Masi, oggi è immettere un'enorme quantità di lavoro gratuito nel mercato in modo da scardinarlo completamente per far sì che chi lavora di più, quindi quelle persone che fanno più ore di lavoro del necessario per vivere, si trovino nella condizione di non essere più competitivi, perché il loro competitor sarebbe quello che lavora gratis. Quindi, secondo il sociologo De Masi, i disoccupati dovrebbero inserirsi gratis nel mercato del lavoro per portare via una fetta di lavoro a chi oggi ne ha più di quel che serve. E mi sembra che questa è una fortissima ipotesi di concorrenza sleale. E vediamo adesso, magari col professor Giorgi, se fra le idee di concorrenza sleale
a cui si pensa quando si pensa alla fattispecie giuridica, c'è anche l'idea di concorrere lavorando gratis o in altri modi nel mercato del lavoro. Dunque, prima di tutto devo ringraziare Anna e gli altri amici per avermi dato l'opportunità di incontrare di nuovo Lorenzo, con il quale abbiamo trascorsi difficili da dimenticare. Innanzitutto lui mi fece l'esame di diritto del lavoro, quindi una parte della responsabilità della mia carriera accademica è anche sua, perché se mi avesse stroncato all'inizio molto probabilmente non sarei qui. Vanno poi soffocati in culla. E poi con Lorenzo, insomma, abbiamo fatto tante cose, tanti anni insieme, abbiamo girato l'Europa, si può dire, quando ancora c'era la cortina di ferro, sì, e c'erano le guardie col mitra in mano da una parte all'altra. E tra l'altro ci accomuna il ricordo di un caro amico che purtroppo non c'è più, Gaetano Vardaro, con il quale avemmo in comune uno di questi viaggi, forse il più bello, indimenticabile, quando a un certo punto Lorenzo lo andava cercando per tutta Berlino e poi si scoprì che stava tranquillamente a dormire nella sua stanza, solo che lui non se n'era accorto. E visto che insomma l'università dove ha lavorato Gaetano non lo ricorda, lo ricordiamo noi qua, e come è doveroso. Per quanto riguarda il tema della concorrenza, il diritto della concorrenza e il diritto del lavoro, vi confesso che io ci sono stato proprio portato di peso dai coordinatori di questo volume, Matteo Rescigno e soprattutto Francesco Buccellato, con il quale abbiamo in comune alcuni di quei reati a cui accennava il professore Gaeta. E mi sono accorto, insomma, che come tutti i temi di confine, poi sono temi che non studiano i lavoristi e non studiano i commercialisti, quindi sostanzialmente non studia nessuno. E infatti io ho trovato proprio il deserto in questa materia di cui mi sono dovuto forzatamente occupare, perché non capisco nulla di diritto del lavoro e tra i miei interessi non c'era nemmeno particolarmente, non c'è il diritto della concorrenza. Quindi, andando ad esaminare questo caso che è oggetto del libro, il libro nasce da una sentenza del Tribunale di Forlì, una sentenza penale che condanna, almeno in primo grado, poi è stata completamente ribaltata in appello, non solo questi soggetti cinesi che sfruttavano in modo indicibile il lavoro nero, ma anche le imprese del divano che si avvalevano del lavoro di queste persone in condizioni allucinanti. Insomma, lì quando si fece il convegno venne tra gli altri il prefetto di Forlì, che aveva coordinato queste indagini all'epoca, coordinate tra la procura, l'ufficio del lavoro, eccetera, e che ci raccontò di situazioni veramente indicibili, e ci disse anche che tornati 3 mesi dopo questi, insomma, avevano cambiato tutto, quindi anche se poi la sentenza è stata ribaltata in appello, non è stato del tutto inutile questo intervento, questa indagine, questa condanna in primo grado. E allora, cercando di studiare questo argomento, mi sono accorto che in realtà non c'erano contributi, ma la cosa più impressionante è che non c'era neanche giurisprudenza. E allora mi sono chiesto il perché. Com'è possibile che un fenomeno planetario come quello del lavoro nero, del lavoro dei bambini, sia completamente trascurato, non ci sia nessuna sentenza, perché la norma c'è, la norma è il 2598 numero 3, che punisce, sanziona come atto di concorrenza sleale la violazione di norme pubblicistiche. Qui siamo nel campo della violazione di norme addirittura di rilievo costituzionale, quindi non ci sono dubbi sull'applicabilità di questo principio. Però non c'è neanche una sentenza. Io all'epoca ne trovai una che però si occupava indirettamente di questo problema, perché sanzionava per concorrenza sleale un'impresa che costruiva dei tombini di provenienza cinese senza le dovute certificazioni
e li spacciava per originali, e quindi sotto questo profilo la Cassazione, perché la vicenda arrivò in Cassazione, condannò per violazione di norme pubblicistiche questa impresa. Però sul fatto specifico del lavoro nero non c'era assolutamente nulla, e allora mi sono chiesto il perché, probabilmente perché sul piano civilistico, sul piano della concorrenza sleale, è estremamente difficile, se non impossibile, andare a provare queste situazioni, soprattutto quando il lavoro nero non è, per così dire, italiano, quando avviene all'estero, quando avviene nell'ambito di strutture di gruppo, dove è estremamente difficile andare a provare che quel determinato bene è di provenienza da un paese, da una fabbrica, da un'organizzazione magari inserita in una struttura di gruppo, dove si possono praticare quei prezzi in virtù dello sfruttamento delle persone, dei bambini, dei lavoratori, eccetera. Però questo problema vale forse per le produzioni all'estero, che vengono poi in qualche modo inserite nel ciclo produttivo di imprese italiane o europee. Però il lavoro nero, il lavoro schiavistico, è una realtà purtroppo anche nostra, non è soltanto qualcosa che sta in Pakistan, in India o chissà dove, e sono impressionanti se si leggono i rapporti relativi, che sono stati alla base poi di questa indagine penale della Procura di Forlì e della sentenza del Tribunale di Forlì, a proposito di questi lavoratori cinesi che vivevano in condizioni subumane. E allora perché non c'è un riscontro giurisprudenziale? Perché non c'è nulla? E forse la risposta ce la dà la sentenza di appello, la Corte di Appello di Bologna, che ribalta in qualche modo l'esito del giudizio di primo grado. In effetti il Tribunale di Forlì aveva fatto un ragionamento molto articolato, basandosi soprattutto su un concetto di diritto societario, più che sulle norme della concorrenza sleale. E questo perché la norma sulla violazione di regole pubblicistiche, il 2598 numero 3, non era apparsa decisiva per coinvolgere i soggetti terzi, quindi gli imprenditori italiani, grandi marche, non parliamo di imprese di secondario o di terzo ordine, erano imprenditori di primo ordine nel settore dei divani, e allora era estremamente difficile coinvolgere sulla base della norma sulla concorrenza sleale questi imprenditori che stavano a monte della produzione, quindi non erano loro che direttamente sfruttavano il lavoratore o il minore. E allora il Tribunale di Forlì fa un ragionamento molto più articolato e richiama il concetto della società di fatto, quindi coinvolge in qualche modo anche sul piano penale i soggetti che effettivamente beneficiavano, seppure al termine di questa filiera del lavoro nero, li condanna anche penalmente, sostenendo l'esistenza appunto di una società di fatto tra i cinesi che sfruttavano il lavoro e questi imprenditori italiani invece che indirettamente si avvalevano e praticavano dei prezzi notevolmente inferiori rispetto alla concorrenza, si avvalevano appunto di questa violazione di norme pubblicistiche, se non addirittura di rango costituzionale. E la sentenza di appello però ribalta completamente questo discorso e con un discorso abbastanza formalistico, cioè si basa sulla disciplina della subfornitura. Prescinde completamente, non si cura neanche di smentire le argomentazioni del Tribunale di Forlì relative all'esistenza della cosiddetta società di fatto o super società tra queste varie imprese, si limita a dire c'è un rapporto di subfornitura, la subfornitura è un contratto previsto dalla legge, regolato dalla legge, non è possibile sanzionare penalmente il soggetto che non ha la disponibilità, dice la Corte d'Appello di Bologna, dei locali e dei luoghi dove fisicamente viene sfruttato questo lavoratore. Quindi se vogliamo un passo indietro rispetto alla pronunzia del Tribunale di Forlì.
E allora io mi sono chiesto, ci sono altre vie per arrivare a sanzionare questi comportamenti, visto che la norma sulla concorrenza sleale è di difficile applicazione e soprattutto di estrema difficoltà sul piano probatorio, perché normalmente non è facilissimo, è impossibile addirittura se questi fenomeni si svolgono all'estero, ma è anche particolarmente difficile quando si svolgono in Italia andare a provare il coinvolgimento soprattutto dell'imprenditore italiano che sfrutta il lavoro schiavistico, il lavoro nero. E allora, siccome questo libro non aveva, in questo mi sono trovato anche in grande difficoltà, perché normalmente noi ci limitiamo ad esaminare criticamente, a proporre certe soluzioni, a criticare più che a proporre. E qui invece ci si chiedeva uno sforzo propositivo, cioè di dire, visto che la disciplina è estremamente carente, visto che non ci sono degli strumenti efficaci allo Stato per reprimere questi fenomeni, proponeteci dal punto di vista delle varie discipline che cosa si può fare, come si possono utilizzare le norme esistenti e che cosa si può pensare per aggiungere alle norme esistenti qualcosa di diverso e di più efficace. Ma magari questo è un discorso sul quale torneremo dopo, non vorrei anch'io monopolizzare l'incontro. Insomma, mi sembra che quel divano da cui pensiamo di lavorare potrebbe non essere il divano prodotto nella filiera etica, prodotto nelle regole, prodotto come ci si aspetta magari da un grande marchio o da un soggetto, insomma, riconosciuto. Questa sentenza, questo caso, ci dà anche una forte evidenza di come le regole del diritto possano essere pur presenti, possano essere deboli, complicate da applicare, soggette alle più opposte interpretazioni, anche quando le regole ci sono. Quando poi non ci sono, come è il caso dei nuovi lavori, della gig economy, dei lavoretti, dei lavori alla spina, dei lavori informali, occasionali, precari, di cui parlava il professor Gaeta, abbiamo una difficoltà in più. Allora non abbiamo solo regole da applicare e non si sa bene come, qualche volta siamo anche senza regole. Per attirare il professor Gaeta qui a Udine, gli ho promesso che avremmo parlato di contratto indecente, che avremmo parlato di contratti al limite della legalità e forse qualche volta anche oltre la legalità o un passo indietro rispetto alla legalità. Ne possiamo parlare? Ma il contratto nel diritto del lavoro è nato indecente. Il contratto in sé è indecente. Perché? Perdonatemi, come è nato il diritto del lavoro? È nato questo diritto del lavoro con la rivoluzione industriale, quando appunto la macchina ha fatto il suo ingresso nel processo produttivo, c'è stata le grandi fabbriche, i lavoratori presi dalla campagna che vanno a lavorare nelle grandi concentrazioni cittadine e da quale strumento giuridico è regolato il lavoro a metà Ottocento? Dal contratto. Che cos'è il contratto? È un accordo fra due parti uguali per regolare i propri interessi. Come veniva regolato nell'Ottocento il contratto, il rapporto di lavoro? Con un contratto assolutamente indecente, perché era un contratto fintamente tra due parti uguali, nel quale contratto però c'era un evidente squilibrio tra una parte forte che deteneva il potere economico e una parte debole che era costretta ad accettare le condizioni del contratto. Quindi il lavoratore formalmente accettava, sottoscriveva il contratto nel quale c'era scritto, non c'era scritto ovviamente perché era un contratto anche concluso oralmente, che lavorava 16 ore al giorno in cambio di una retribuzione assolutamente misera, senza alcuna tutela nel caso in cui si infortunasse e con la possibilità per ciascuna delle parti, cioè per il datore di lavoro, di licenziare il dipendente quando voleva e senza un motivo.
Vi pare decente un contratto di questo genere? Quindi è dall'inizio che comincia in maniera indecente la storia del diritto del lavoro, perché comincia con un diritto eguale applicato a una situazione diseguale e quindi con un diritto che serve esclusivamente a enfatizzare le diseguaglianze, a far accrescere il potere di chi già lo ha. Ora, la situazione è cambiata, è intervenuto il diritto del lavoro, la sua funzione, o meglio una delle sue funzioni, è stata appunto quella di cercare di mettere dei limiti ai poteri della parte forte del contratto di lavoro, oltre che cercare anche di disciplinare un po' il fenomeno del lavoro che stava sfuggendo ai poteri pubblici. Ma attualmente a che cosa stiamo assistendo? Stiamo assistendo ad una inversione, cioè a un lavoro con sempre meno diritti. Abbiamo vissuto una fase nella quale attorno al lavoro, ma non attorno a tutto il lavoro, badate bene, perché lo statuto dei lavoratori, buona parte, le norme cardine dello statuto dei lavoratori si applicano soltanto alle imprese un po' più grandi, così come, ma dall'inizio, la prima legge vera in materia di lavoro, la legge sugli infortuni sul lavoro del 1898, si applicava soltanto nelle fabbriche di una certa dimensione. Tutto il diritto del lavoro si è applicato quasi tutto solo in situazioni di punta, e si è disapplicato, abbiamo un diritto del lavoro di serie A, quello con diverse tutele, che si applica a sempre meno lavoratori. Ormai tra poco li tutelerà il WWF probabilmente come specie in via di estinzione, questi lavoratori ai quali si applica tutto il diritto del lavoro. Poi ci sono lavoratori ai quali man mano si applica un po' di meno, si scende in serie B, in serie C, si va, non so, nella promozione, all'interregionale, cioè si scende proprio e finché si parla, c'è un diritto del lavoro zero proprio, cioè dove non esistono diritti. Lo vogliamo chiamare lavoro nero, chiamiamolo lavoro nero. È un lavoro senza diritti, è un lavoro con pochi, oppure è un lavoro con pochi diritti. È un lavoro, ridico la stessa cosa che ho detto prima, è un lavoro che ha molte forme, che ha creato la fantasia del legislatore, molte forme flessibili, appunto, dove la flessibilità è vissuta sempre come dalla parte dell'impresa, come strategia imprenditoriale, ma i diritti diminuiscono. I diritti diminuiscono, i diritti che garantisce la Costituzione ritornano un po' sempre più sulla carta. C'è un bel discorso di Piero Calamandrei, uno dei padri costituenti, del 1955, rivolto proprio agli studenti a Milano, nel quale discorso si trova, ai miei studenti lo dico, guardate, lo trovate addirittura su YouTube, questo discorso di Calamandrei. Tanto che lo hanno registrato nel 1955, quindi ormai su YouTube si trova di tutto, fra poco si troveranno anche le nostre chiacchiere, quindi in questo discorso Calamandrei diceva nel 1955 una cosa secondo me fondamentale, diceva la Costituzione è un pezzo di carta, perché diventi qualcos'altro rispetto a un pezzo di carta, ci dobbiamo mettere noi dentro ogni giorno la volontà di attuarla e di renderla concreta, giorno per giorno. Ed è una cosa che negli anni 50 non si faceva. Negli anni 50 i diritti dei lavoratori erano completamente disattesi. Per dirvene una soltanto, il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero non era riconosciuto al lavoratore all'interno del luogo di lavoro. C'è voluto l'articolo 1 dello Statuto dei lavoratori nel 70 per affermarlo esplicitamente. Ma tanti altri diritti, il diritto al lavoro dell'articolo 4,
tantissimi diritti, non sto qui a farvi l'elenco. Negli anni 50 trovare un posto di lavoro per tanti che dalle mie regioni, io vengo prima di approdare a Salerno, che per me era già nord, io vengo da un'altra regione molto povera che è la Basilicata, ecco. Per un lavoratore lucano che arrivava con la famosa valigia di cartone legata con lo spago alla stazione di Milano o a quella di Torino, trovare un lavoro regolare, non un lavoro nero, era impossibile, perché per lavorare occorreva avere il libretto di lavoro, e per avere il libretto di lavoro occorreva dimostrare di avere una stabile occupazione nel comune di residenza. Lo stesso cortocircuito che poi si è riproposto per gli extracomunitari, non a caso. Quindi Rocco e i suoi fratelli, che appunto erano degli emigrati lucani nel film di Visconti, lì erano dei lucani interpretati da Alain Delon e da Claudia Cardinale, vabbè, ma insomma, ecco, un po'... vabbè, noi siamo tutti quanti così, siamo tutti lucani, ecco. E insomma era difficile trovare, perché la Costituzione evidentemente non era attuata, il diritto al lavoro era una cosa che stava scritta sulla carta, era un pezzo di carta. Ora mi dico, non sta ridiventando un'altra volta un pezzo di carta la nostra Costituzione? L'articolo 1. Zagrebelsky ha scritto un bellissimo libro, La solitudine dell'articolo 1. Lo vogliamo lasciare un po' meno solo questo articolo 1? Ma poi, vabbè, ti dico, c'è possibilità poi di... o devo sparare tutto subito. C'è una cosa di dire anche ai commercialisti poi dopo. Perché l'ospite principale sei tu. I commercialisti sono un po' il lato oscuro della forza, no? Cioè, perché noi siamo i buoni. Esatto. E poi ci sono loro che in modo del tutto imponderabile riescono a tradurre questa Costituzione che noi vediamo bella, piena di proposte, in questo mercato di imprese, di consumo, che insomma a un giurista del lavoro sembra veramente il lato oscuro. Allora, professor Giorgi, lei deve fare l'avvocato dei cattivi oggi, no? Sempre che di cattivi si possa parlare, perché poi ricordiamocelo sempre che il lavoro nell'impresa c'è solo se c'è l'impresa. Allora, tanto cattivi non possono essere, tanto buoni non riescono ad essere. Professor Giorgi porta l'equilibrio nella forza? Dunque, io non voglio fare il difensore dell'impresa, non credo sia giusto dire che il commercialista rappresenta l'impresa, lo studioso del diritto commerciale rappresenta l'impresa, lo studioso del diritto del lavoro rappresenta invece esigenze che si pongono in contrasto con quelle del mercato, eccetera. E quindi non accetto questo ruolo. Per cercare appunto di mediare, io ho tentato in qualche modo in questo contributo forzato, perché insomma non era assolutamente mia intenzione. Questo è il lavoro forzato. Sì, quasi schiavistico, ma non era assolutamente mia intenzione occuparmi di diritto del lavoro, materia da cui rifuggo, e non sono un esperto di diritto della concorrenza, però ho cercato in qualche modo di offrire una qualche soluzione, una mediazione tra queste esigenze diverse. E vista l'inefficienza delle norme normalmente invocate, come il 2598 a proposito della violazione di norme pubblicistiche, per contrastare questi fenomeni dello sfruttamento, del lavoro nero, eccetera, sono andato alla ricerca di altre soluzioni. Non c'era nulla in materia, vi ho detto, salvo un articolo, più che un articolo, un contributo presentato in uno degli incontri di Orizzonti, dell'associazione Orizzonti del diritto commerciale a Roma, che si occupava di questo profilo. E in effetti ci sono degli aspetti che sono pressoché inesplorati e che secondo me andrebbero valorizzati per il contrasto a questi fenomeni.
E il primo, per esempio, il nostro ordinamento ha una norma che è l'articolo 125 del Codice della Proprietà Industriale, che da alcuni viene individuata come il tentativo di introdurre nel nostro ordinamento il concetto del risarcimento del danno di tipo punitivo, cioè un concetto molto familiare alle legislazioni di tipo anglosassone, che nel nostro ordinamento è stato sempre invece visto con estrema diffidenza e con sfavore. E ora l'articolo 125 della proprietà industriale in materia di risarcimento danno per la lesione di diritti di proprietà industriale prevede dei criteri che oggi possiamo chiamare punitivi di risarcimento, non solo quindi il danno emergente, il lucro cessante come ci insegna il codice civile, ma addirittura il danno può essere commisurato all'utile del contravventore, quindi può essere estremamente superiore rispetto a quello che risulterebbe applicando i criteri civilistici. E non solo, ma ci sono poi delle regole di inversione dell'onere probatorio che favoriscono chi appunto intenda provare la lesione non tanto la lesione del diritto di proprietà industriale, ma la quantificazione, che è estremamente difficile nella pratica. Molto spesso anche la consulenza tecnica non riesce a ricostruire esattamente il danno in questa materia. Se non che questo articolo 125 si applica ai diritti di proprietà industriale, quindi è estremamente difficile, se non impossibile, applicarlo a fenomeni di questo genere. Qui siamo sul piano della lesione invece di norme sulla concorrenza, il 2598 numero 3. Quindi per quello che è il nostro diritto positivo è estremamente difficile ipotizzare una estensione di questa forma di risarcimento, e oltretutto chi la dovrebbe far valere anche sotto questo profilo. Io ipotizzavo per esempio un'applicazione degli articoli 139 e seguenti del Codice del Consumo, che prevedono un ruolo attivo per le associazioni dei consumatori, quindi prevedono una legittimazione, addirittura l'azione di classe da parte delle associazioni dei consumatori. Questa potrebbe essere anche un'altra via, però sta di fatto che la norma del Codice della Proprietà Industriale è inapplicabile, almeno laddove non vi sia una lesione di diritti di proprietà industriale, quindi non per il solo fatto che vi è stata concorrenza sleale, per il solo fatto che l'impresa ha sfruttato e quindi ha potuto praticare dei prezzi inferiori sfruttando il lavoro illegittimo, il lavoro nero, il lavoro addirittura schiavistico, eccetera. E allora cosa si può proporre? Purtroppo allo stato dell'ordinamento, allo stato del diritto c'è poco da fare. L'articolo 125 non è applicabile. Abbiamo visto quali sono i limiti invece dell'applicazione della norma civilistica del 2598, e io ho cercato di individuare un'altra strada, una terza via, inventandomi una cosa che non ha detto nessuno, quindi probabilmente una sciocchezza, però ve la riservo magari per l'ultimo intervento, lasciando spazio agli ammaestramenti del Gaeta, che assume sempre più i connotati di un santone più che di un professore di diritto del lavoro. Cerchiamo allora di iniziare a mettere dei punti fermi. Professor Giorgi dice l'idea della class action non funziona, allora io mi chiedo se invece l'idea di una azione di classe funzionerebbe, nel senso che se ci fosse una coesione dei lavoratori nel mercato del lavoro, allora mi chiedo se quell'azione di classe potrebbe essere il rimedio a quella solitudine dell'articolo 1, quindi essere meno soli, se quella potrebbe essere una strada. Allora, sì, ci potrebbe essere una strada in realtà, e ritorno a questo punto un attimo sul contratto indecente, che il contratto indecente è il contratto individuale, perché noi la soluzione ce l'avremmo, è un altro articolo della Costituzione, il 39. Purtroppo qui tocchiamo sì, perché? Perché lo avete eliminato l'articolo 39? No,
Glielo fate studiare ancora? Sì, no, glielo ricordiamo. L'articolo 39, oltre a dire l'organizzazione sindacale è libera al primo comma, che è già qualcosa naturalmente, anche perché venivamo da un periodo un po' nel quale l'organizzazione sindacale, ahimè, non era affatto libera, prevede poi un meccanismo per il quale il contratto collettivo dovrebbe acquisire efficacia nei confronti di tutti i lavoratori. Meccanismo, come sappiamo, mai attuato, e che ha fatto del contratto collettivo applicabile soltanto nei confronti dei lavoratori iscritti al sindacato stipulante una delle assolute particolarità dell'Italia, molto più che gli spaghetti, che l'opera lirica o la mafia o altro. Il prodotto tipico italiano è il contratto collettivo non valido erga omnes, ce l'abbiamo soltanto noi. Mi toccò una volta fare una di queste conversazioni senza vino, anche se eravamo in un territorio, eravamo sulla costiera romagnola più o meno, ma lì vino che vuoi, non so, Lambruschi e cose di questo genere, ecco. Era Italia e San Marino, due diritti del lavoro a confronto. Ora scoprì, perché ovviamente non lo sapevo, che a San Marino hanno un diritto del lavoro completamente diverso, che hanno addirittura la common law su alcune cose. Vabbè, poi dopo non ho approfondito, anche se all'Università di Urbino c'è un collega che insegna diritto del lavoro sammarinese, è l'unica cattedra al mondo di diritto del lavoro, certo, dove volete che ci sia, di diritto del lavoro sammarinese. Nella Repubblica di San Marino il contratto collettivo è valido per tutti, quindi finanche a San Marino c'è il contratto collettivo erga omnes. Solo in Italia abbiamo il contratto collettivo a efficacia limitata. Tutto questo per dirvi che ovviamente le cose che si possono fare, le indecenze che si possono fare col contratto individuale, potrebbero in qualche modo essere un po' tamponate con il contratto collettivo, col contratto col quale a contrattare con l'imprenditore, con l'associazione degli imprenditori, non è più il singolo lavoratore debole, ma è il sindacato. Quindi il lavoratore collettivo è quindi un soggetto forte, quantomeno posto sullo stesso piano dell'imprenditore, quindi non più un rapporto squilibrato in cui il lavoratore, a meno che non sia Lionel Messi, non può imporre le sue condizioni al lavoratore, al datore di lavoro, ma appunto un contratto nel quale, se non che è successo anche al contratto collettivo negli ultimi tempi, che il contratto collettivo si trova a rivestire un ruolo abbastanza diverso rispetto a quello per il quale era stato pensato. Molto banalmente, il contratto collettivo, almeno fino agli anni 70, era lo strumento col quale migliorare le garanzie di legge, migliorare i diritti a favore dei lavoratori. Ora invece il contratto collettivo si trova a gestire la crisi, si trova a ricevere le patate bollenti che gli lancia un legislatore sempre più volto a eliminare diritti, e a chi li fa eliminare? Li fa eliminare al contratto collettivo, con una mossa che è di una perfidia unica, per non dire altro. Quindi il contratto collettivo ha una funzione molto di retroguardia ormai, e quindi anche questo strumento rischia di essere poco efficiente. Si tratta invece di rivitalizzarlo davvero, questo strumento. Io credo molto nel ruolo del sindacato, che non sia un sindacato visto distante rispetto ai lavoratori. I lavoratori si sono staccati dal sindacato nel momento in cui lo hanno visto come una istanza burocratica, una istanza che è ormai inserita nelle istituzioni, sta più dall'altra parte che non dalla parte dei lavoratori. Ecco, il sindacato dovrebbe riappropriarsi di un suo ruolo originario. La contrattazione collettiva dovrebbe avere appunto un ruolo quantomeno difensivo
nei confronti della caduta delle garanzie, ma non solo delle garanzie, della caduta della cultura delle garanzie, perché ormai in generale non c'è più non voglio dire nell'opinione pubblica, ma insomma anche tra i giuristi, quella cultura delle garanzie che ci poteva essere negli anni 60 e 70. E quindi abbiamo questa situazione. Io di un lavoro, non voglio essere il solito apocalittico che dipinge scenari sull'Apocalisse, ecco, qui invece volevo citare alcuni miei amici storici del diritto, con i quali spesso lavoro insieme. Uno di questi storici, che è un mio collega senese, ha scritto da una parte lapidariamente che per il diritto del lavoro ormai si profila l'ombra dei cipressi, che in Toscana sono belli alberi che vedete tutte le fotografie di San Quirico d'Orcia, eccetera, tutti questi posti meravigliosi, eccetera. C'è sempre i cipressi che da me significano un'altra cosa, insomma, quando si avvia. Ecco, il diritto del lavoro si dovrebbe avviare alla estinzione, perché ormai è una parte del diritto commerciale. Allora io dicevo provocatoriamente in un mio intervento, non so se addirittura in consiglio di dipartimento, dico aboliamo il diritto del lavoro dai piani di studio, perché ormai manca non mi guardate così. No, i professori conserverebbero il loro posto di lavoro, naturalmente. Financo i ricercatori, lunga vita ai ricercatori, che sono sempre i migliori amici dell'uomo. Quindi e dico semplicemente, chiamiamolo diritto commerciale, parte seconda, 2 punti, gestione delle risorse umane. E quindi gli cambiamo nome, ormai il diritto del lavoro è questo, se dobbiamo continuare a gestire questo. I miei studenti rimangono sempre impressionati quando gli cito un'altra statistica che è molto da cipressi, naturalmente. Dico, ma sapete quanti infortuni sul lavoro mortali ci sono in Italia al giorno? Quando gli dico che ce ne sono 3. Dico, ogni giorno che passa, vi svegliate la mattina e sono morte 3 persone a causa del lavoro, sono morte violentemente. Dico, qui non ci mettete le malattie professionali, cioè quello che ha respirato l'amianto, che ha respirato nelle cave di marmo, la polvere, eccetera, eccetera. Morti, non feriti, eccetera. E che nel mondo i morti per lavoro sono molti di più dei morti per guerra. Soltanto che non vanno al telegiornale, a meno che non c'è ThyssenKrupp, qualche cosa eclatante. Quindi è anche un po' questo lo scenario, che non è uno scenario propriamente da XXI secolo, da paese industrializzato, da paese che, ripeto, ha il lavoro a suo fondamento. Ce lo siamo dimenticati. Ecco, intervenire dopo questi accenni più grevi è sempre complicato e provo anche qui a fare ancora un passetto avanti. Allora il professor Gaeta dice trasformiamo il diritto del lavoro in diritto commerciale parte seconda. Secondo, e questa è un'opinione spero isolata, secondo altri diritto del lavoro dovrebbe diventare una variante del diritto dei consumi, in qualche modo del consumatore, e qui incredibilmente in un modo un po' più protettivo, perché sembra che alla fine il diritto del lavoro e il diritto della tutela del consumatore si parlino piuttosto bene. Su questo tema però io non mi sento di intervenire e rinvio al convegno di domani dei civilisti udinesi, siamo attivissimi, proprio sul tema della tutela del consumatore nel Palazzo Topo Wasserman dalle 16. Allora, che è un bellissimo palazzo, faremo tanti altri Taius lì. Allora, da un lato il diritto commerciale, dall'altro il diritto
diritto dei consumatori. In mezzo ovviamente ci sta l'impresa, che ha patito la crisi di questi anni, e il professor Giorgi è un professore di diritto della crisi di impresa. Come abbiamo recentemente rirubricato il suo corso, e anche qui pensate alle etichette. Se l'è cambiato da solo, perché prima era diritto fallimentare. Sì, è vero, che è un po', Ed era come i cipressi, no? Sì, sì. Diritto fallimentare, da lì non si torna indietro. Adesso è diventato diritto della crisi di impresa, e la crisi dovrebbe essere il cambiamento dell'impresa. Prof, lei che diritto di crisi di impresa insegna? Il diritto della crisi d'impresa purtroppo almeno negli anni più recenti è un diritto dell'emergenza, quindi secondo me è difficile, anzi è impossibile andare a trovare delle soluzioni a questi problemi nel diritto della crisi d'impresa, perché il nostro legislatore ha agito sulla base di esigenze contingenti, con degli interventi estremamente contraddittori, dove non si vede un filo logico, a volte dicendo una cosa e smentendola qualche mese dopo. Quindi sicuramente il diritto della crisi d'impresa non può dare quei lumi che Anna si aspetta da me. Sicuramente la tendenza negli ultimi anni è stata nel senso di incoraggiare l'accesso alle procedure concorsuali anche ad imprese, e soprattutto ad imprese non ancora definitivamente in insolvenza irreversibile. È stato fatto però con degli istituti estremamente contraddittori, discutibili, come la domanda in bianco, la possibilità di bloccare le procedure esecutive fallimentari in corso con una mezza paginetta in cui si esponeva soltanto l'intenzione di presentare poi nel termine concesso dal Tribunale una domanda piena di concordato. D'altra parte tutta la disciplina della crisi d'impresa delineata dalla riforma è sostanzialmente fallita, perché gli accordi di ristrutturazione del debito sono stati bloccati dalla burocrazia delle banche in gran parte, e comunque dalla eccessiva macchinosità sul piano processuale di questo istituto. I piani attestati, che pure erano stati ipotizzati dalla riforma, non garantiscono nulla in caso di successivo fallimento, quindi anche questo istituto non ha avuto le potenzialità che il legislatore si aspettava. E d'altra parte si assiste oggi a una sorta di controriforma. Il legislatore prima, a partire dal 2012, ha cominciato ad introdurre tutta una serie di paletti, di condizioni per l'ammissione della domanda di concordato anche in bianco, per cui di fatto oggi anche statisticamente le domande di concordato preventivo si sono ridotte quasi di oltre il 50%. Non solo, ma i lavori di riforma prevedono addirittura la sostanziale soppressione del concordato preventivo, o almeno la sua conservazione soltanto quando si possa configurare come concordato in continuità aziendale, quindi la sparizione dei concordati obbligatori, liquidatori. D'altra parte c'è il contrappeso, cioè la riforma vorrebbe introdurre quella disciplina della prevenzione dell'insolvenza che era stata prospettata nel 2000 e che poi venne dimenticata nel momento in cui si pose mano alla legge di riforma. Ma se questo tentativo riuscirà è difficile dire, anche perché gli stessi testi che vengono proposti dalla Commissione Rordorf al passaggio nel disegno di legge delega, al disegno di legge delega poi approvato recentemente a inizio di febbraio, presentano delle scelte contraddittorie. Non si capisce, a volte queste procedure vengono affidate all'imprenditore in sé, a volte ad organismi esterni, a volte al giudice, quindi non è chiaro nemmeno a chi deve porre mano a questa materia qual è la soluzione preferibile. Quindi io credo che dal diritto della crisi d'impresa non c'è molto da aspettarsi. Aggiungo, visto che il Gaeta ha citato addirittura Messi, e siccome insomma se volevate qualche cosa di serio non invitavate noi, che io e Lorenzo penso se ne siano accorti. Io e Lorenzo siamo divisi da fiere rivalità calcistica, e ricordo ancora un episodio, perché stavamo traducendo un testo tedesco dall'italiano in tedesco, e lui sul vocabolario incappa nella parola nerazzurri, che è la mia squadra, non la sua.
andò subito, che è rossonera ecco, invece. Dimenticò tutto e andò subito a vedere sul vocabolario se c'era la parola rossoneri. E quindi avete capito che oggi siamo messi male tutti e due. Sì. Allora, il professor Giorgi ci mostra un legislatore contraddittorio, no? Che viene e che va nella crisi d'impresa. E questo è anche il legislatore del diritto del lavoro, che è stato molto contraddittorio in questi anni. Penso solo alla vicenda dei voucher, che ci ha coinvolto parecchio a Udine. La vicenda dei voucher che è stata un po' il paradigma, no? Di tutto quello che è successo in questi anni. Una forte tensione per ampliarne l'uso, per permettere a sempre più persone di lavorare attraverso questo strumento, e poi dalla sera alla mattina, un venerdì 17, un decreto legge che li cancella dalla faccia della terra, come se quella forma di lavoro non dovesse più esistere, non esistesse più nel mercato, e fra l'altro con gramme sorti di chi, come me, è presidente di un'associazione di promozione sociale, che utilizzava i voucher bene, legalmente, pagando bene, e che da quel momento si chiede come deve comprare prestazioni di piccolo lavoro in modo regolare. Ma qui vedo l'avvocato dell'INPS e vedo la presidente dell'AGI, Associazione Giuslavoristi Italiani del Friuli Venezia Giulia, e quindi mi taccio sia nei confronti dell'INPS che nei confronti dell'AGI. Allora, tornando ai nostri temi, questo legislatore contraddittorio del diritto del lavoro si è speso molto anche oggi, proprio in questa giornata. Non so se non ho controllato, ma è andata, abbiamo un nuovo testo unico del lavoro autonomo. Allora il pendolo è proprio andato dall'altra parte. Se per tanto tempo abbiamo pensato di regolamentare solo il lavoro subordinato, oggi andiamo a regolamentare anche il lavoro autonomo come lavoro, non più come impresa. E in quel lavoro autonomo c'è anche il lavoro agile. Qualcuno avrà letto quello che il professor Gaeta ha scritto sul telelavoro, per trovare le somiglianze e le differenze. Allora, nella giornata del lavoro agile, che fra l'altro coincide con l'anniversario, i 39 anni da giurista del professor Gaeta, che oggi festeggia il suo compleanno di laurea qui con noi. Allora, in questa giornata iper speciale di ricorrenze, cosa andiamo a dire fra lavoro vecchio e lavoro nuovo? Vabbè. 39 anni, sì. 39 è il numero magico. Ecco, appunto. Erano giorni un po' convulsi, perché da poche ore avevano ucciso Aldo Moro, quindi mi ricordo, fu una giornata incredibile il giorno della mia laurea. Non ho una fotografia perché c'era un clima veramente terribile all'università. Si sapeva che andai vestito ancora peggio del solito, che normalmente non sono noto per la mia eleganza, ma fu una giornata particolare, mi ricordo effettivamente. E dunque, il problema è questo: finora le tutele si sono concentrate soltanto sul lavoro subordinato, finora, ma fino a un certo momento succede niente, no? È sotto controllo la situazione. Bene. Si è creata storicamente una relazione biunivoca tra subordinazione e autonomia, un'alternativa che soprattutto la giurisprudenza ha fatto diventare drammatica, nel senso che di riconoscere al lavoro subordinato tutta l'applicazione di tutta la normativa di tutela del diritto del lavoro, e di invece negare tutta la disciplina di tutela alla fattispecie qualificata di lavoro autonomo. Ora, ricordando che per essere qualificati subordinati autonomi delle volte basta un niente, ci sono zone grigie nelle quali è facilissimo oscillare da una parte all'altra, poco alla volta si è cercato di porre rimedio anche a una situazione di questo genere, cioè di estendere man mano qualche tutela tipica
del lavoro subordinato anche a fattispecie che tecnicamente, che formalmente di lavoro subordinato non sono, o non sono secondo la definizione classica di lavoro subordinato, perché noi abbiamo comunque, soprattutto in giurisprudenza, una definizione classica che da Barassi in poi pare incisa nel bronzo, tanto sembra l'11° comandamento, quello appunto, devo essere sempre, mi voglio mantenere, esatto. Ma come facciamo? Il problema si cominciò a porre quando negli anni 70 non si trattava più di qualificare banalmente l'operaio di fabbrica, ma si cominciò a dover qualificare i Pony Express, che allora portavano la corrispondenza a Milano da un'azienda ad altra e sono subordinati, sono autonomi. No, il motorino è il suo, sì, però c'ha la sacca con il logo dell'impresa, eccetera. Oggi li chiamano Foodora e portano cibo, no? Sì, infatti, lo aggiorno in questo modo ai miei studenti, dice facciamo finta che portino una pizza invece che un pacco. E quindi si cominciò con figure di questo genere, cominciarono anche ricordo un famoso caso di una ballerina di lap dance. Vi immaginate Barassi che qualificava le ballerine di lap dance nel 1901? Un po' difficile naturalmente, ma però oggi frequentava oggi è anche però oggi è anche l'anniversario della fucilazione di Matari, quindi c'erano le ballerine di lap dance all'epoca, no? Mi tolgo tanto di cappello davanti a Matari, soprattutto vittima innocente della prima guerra mondiale. Le ballerine hanno avuto un ruolo importante nel diritto. Pare che l'articolo 700 del codice di procedura civile abbia origine proprio nel fatto che un noto locale effigiava in un dipinto una ballerina che ebbe a risentirsi perché era molto poco vestita in questa rappresentazione, e sembra che siccome all'epoca non c'era uno strumento di tutela per una violazione di questo genere, il legislatore processuale del 42 si inventò l'articolo 700, quindi la tutela cautelare atipica. Fantastico. Questa... che ne capiamo finalmente la vera utilità. Oh, benissimo. Ma io volevo dire, tempo addietro, qui ricordo un altro caro amico che non c'è più, cioè Massimo D'Antona. Massimo incaricò me e Paolo Pascucci, che è il collega che insegna a Urbino, di predisporre una legge, una normativa, insieme ad altri tecnici che dovevano occuparsi di altri articoli, sul telelavoro nelle pubbliche amministrazioni. Quindi adesso nei codici c'è la legge, io mi scordo sempre i numeri, sono la gioia dei miei studenti che mi possono raccontare tutti i numeri che vogliono, tanto sanno che il professore dal punto di vista dei numeri proprio non sa niente, quindi insomma manco la legge che ho scritto io, figuriamoci. Mi pare che sia la legge DPR 80, era dell'8 marzo, perché il Ministero volle populisticamente che la facessimo l'8 marzo, questa legge, lasciamo perdere, del 99, mi sembra numero 80, cioè la legge sul telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, la parte sulla qualificazione del rapporto l'abbiamo scritta Paolo Pascucci ed io, e che lì ci siamo dovuti arrampicare sugli specchi, perché se il telelavoratore possiede di sua proprietà il computer, lo strumento di lavoro, a quel punto, secondo la giurisprudenza classica, non può essere qualificato lavoratore subordinato, perché ha lo strumento di sua proprietà, la doppia alienità rispetto agli strumenti e ai mezzi di produzione, eccetera, eccetera. E quindi siamo stati costretti a scrivere una cosa, eccetera, che nella pubblica amministrazione lo strumento deve essere dato in comodato d'uso da parte dell'amministrazione, eccetera. Quello che ha fatto della legge sul telelavoro nelle pubbliche amministrazioni la legge più disapplicata d'Italia. Sono contento che nel codice c'è una legge che più o meno ho contribuito a scrivere, ma che vabbè, mi dispiace, è disapplicata, eccetera. Fa classifiche, si fa tanti punti, sì. Quindi ora il problema è che finalmente il legislatore
sta cominciando a rendersi conto che qualche tutela, se è continuato poi anche con quello sciagurato lavoro a progetto, con i co-co-co, ai quali qualcosa delle tutele del lavoro subordinato veniva estesa, finché adesso si sta cominciando a scrivere qualcosa, che il legislatore si sta cominciando a occupare dell'altra faccia, della faccia nascosta, come la faccia nascosta della luna, perché noi parliamo di lavoro, di lavoratori, ma parliamo sempre con l'ottica classica, classicissima, che va tutelato il lavoro subordinato. Se non che ormai, i confini si sono fatti sempre più incerti, sempre più labili naturalmente, e poi i lavoratori autonomi si stanno cominciando a indebolire, quindi stanno cominciando a mostrare le stesse esigenze di tutela dei lavoratori subordinati o esigenze analoghe. Pensiamo alla legge sullo sciopero che fatta nel 1990, perché in Italia continuiamo a parlare di calcio, i mondiali di calcio, e quindi le urgenze del paese. Poi viene rivista nel 2000 perché, scusate se metto il sacro, il 90 col profano, nel 2000 c'era il giubileo naturalmente, e quindi c'era un casino di gente che veniva in Italia, eccetera. Si rifà la legge sullo sciopero nel 2000 naturalmente. Ora aspettavamo le Olimpiadi di Roma, la Raggi ce le ha levate per fare la terza legge sullo sciopero, ma la legge sullo sciopero del 2000, quella del giubileo, estende le, diciamo, non le voglio chiamare tutele, comunque la regolamentazione dello sciopero nei servizi essenziali anche agli autonomi, ai tassisti, agli avvocati e via discorrendo. Ora appunto queste leggi sul lavoro autonomo, il problema però, e finisco, è sempre lo stesso, è che cominciamo a estendere qualche tutela oppure cominciamo a regolamentarlo il lavoro autonomo, però contemporaneamente una legislazione a questo punto per niente contraddittoria ma assolutamente univoca da parte dei governi di destra, di sinistra. Non so se abbiamo avuto governi di sinistra negli ultimi anni, non me ne sono accorto, ma sono sempre leggi che hanno sottratto diritti ai subordinati. Quindi c'è qualche diritto attribuito, qualche regolamentazione attribuita al lavoro autonomo in un contesto nel quale comunque le regole per le tutele per i subordinati sono sempre di meno, sempre più negoziabili. C'è un mio collega storico del diritto che sempre a proposito di come la dobbiamo chiamare, abbiamo fatto un concorso a Siena, come avrete capito, di come chiamare la nostra materia, ha detto chiamiamolo. Dice no, diritto commerciale del lavoro non mi piace, chiamiamo diritto commerciabile del lavoro. Va bene. Provo a lanciare la versione udinese. Allora, diritto commerciale del lavoro no, diritto commerciabile del lavoro no, legalità dell'economia no? Forse puntando su quel lato, e l'idea mi viene anche perché fra pochi giorni, il 26, avremo un convegno su legalità e economia. Allora il professor Gaeta mi accusa di fare gli spottoni, però secondo me in questa corte noi veniamo mentre potremo parlare fra noi sempre all'università, veniamo per parlare con la città, con la cittadinanza, con gli studenti, con il tessuto produttivo, e mostrare e dire dove stiamo andando, secondo me, è importante in questo contesto. Però io, anche se andiamo in chiusura, non mi posso alzare da qui finché non sento che cosa ha tenuto nel cassetto il professor Giorgi per questa concorrenza sleale che diventa leale, e cioè la sua idea di legalità della concorrenza, perché non me ne vado finché non lo so sì, e tengo tutti qua. Sicuramente rimarrei delusa. In effetti io non ho la
la cultura musicale, cinematografica, biblica del professor Gaeta, però io credo che uno non deve limitarsi a studiare la sua materia in senso stretto, deve leggere un po' di tutto, deve anche avere orizzonti diversi. E allora, tra le cose che mi è capitato di leggere quando scrivevo questo modestissimo articolo sulla disciplina anticoncorrenziale come forma di contrasto al lavoro nero, nel caso al lavoro schiavistico, ho letto il Dodd-Frank Act, che prevede una cosa che non c'entra niente con l'aspetto che noi esaminiamo, prevede il problema dei conflict minerals, cioè i minerali che provengono da stati africani dove l'acquisto di questi minerali preziosi in genere incoraggia guerre civili, acquisti di armi, eccetera. E allora questa legislazione americana ha posto tutta una serie di regole per evitare che le imprese americane acquistassero nel loro ciclo produttivo questi minerali provenienti soprattutto dalla Repubblica Democratica del Congo. E qual è la soluzione che lì hanno proposto? Una dichiarazione. Quindi l'impresa deve dichiarare che il prodotto finale non contiene quei minerali, oppure che se contiene quei minerali provengono da paesi diversi da quelli sanzionati come la Repubblica del Congo. Quindi c'è poi la possibilità, attraverso la dichiarazione, di agire sul piano penale o sul piano amministrativo quando questa dichiarazione sia falsa. E allora, riportando questo discorso al nostro problema, io mi chiedevo se, a parte una possibilità di interpretare in modo estensivo l'articolo 125 del codice della proprietà industriale, perché mi sembra assurdo che il danno punitivo sia previsto per la violazione di un brevetto, la violazione di un marchio, e non vi sia nessuna sanzione efficace invece per gente che prospera sulla miseria e sullo sfruttamento. Mi chiedevo se non fosse possibile ipotizzare qualcosa del genere anche per il lavoro nero, sottoporre per esempio, ovviamente non è pensabile per tutti, ma almeno alle società quotate, una dichiarazione con la quale attestano che i prodotti di provenienza dell'impresa non utilizzano in alcun modo il lavoro schiavistico e il lavoro nero. Forse è poco, ma rispetto a un ordinamento che soluzioni non ne offre, almeno credo che bisogna cercare di inventarsi qualcosa, perché insomma qui si parla di garanzie, si parla di questa involuzione del diritto del lavoro che si è avuta negli ultimi anni, dove tutto quel sistema di tutele che noi avevamo studiato ai tempi quando Gaeta mi fece l'esame è stato progressivamente smantellato, ma qui siamo a fenomeni diversi, a fenomeni addirittura di sfruttamento in condizioni subumane, quindi siamo su un campo completamente diverso che credo che richieda degli interventi anche diversi, degli interventi forse che richiedono una qualche invenzione in più rispetto alla disciplina di diritto comune. Degustiamo allora questo aperitivo speciale. Grazie a tutti per essere intervenuti.